Ebrei 11, verso 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Signore, parla al nostro cuore. Vogliamo iniziare questo anno, Signore, con una direttiva chiara che viene dal cielo, Signore. Vogliamo essere incoraggiati, Signore, a muovere i primi passi, Signore, per essere poi a loro volta questi passi un incoraggiamento per procedere nel cammino, Signore, per adempiere le cose che ci chiedi di fare, Signore, per vedere dei frutti, Signore, nella nostra vita, nella nostra casa. Signore, trova in noi un cuore disponibile a ricevere la Tua parola. Trova in noi la buona volontà, Signore, per metterla in pratica. Aiuta me, Signore. Riempimi di Spirito Santo. Purifica le mie labbra, Signore. Apri la mia mente, perché possa giungere a noi la Tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, e quindi il nostro testo già ci dice, ma lo dice anche la Genesi, lo accenna Pietro nella sua epistola, che non ha improvvisato Noè, non ha avuto un'idea con l'impressione che poteva essere una buona idea, fu divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Il testo letterale è preparò o costruì, il verbo è lo stesso, nel Nuovo Testamento a volte è tradotto preparare, la voce di uno che prepara la via per il Signore, Giovanni Battista, è lo stesso verbo. O costruì Mosè un tabernacolo al Signore, è lo stesso verbo, quindi preparò o costruì un'arca per la salvezza, letteralmente, di casa sua, cioè la sua famiglia. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Noè è tra i grandi costruttori che ci presenta la Bibbia. Abbiamo Mosè, che diede le indicazioni per il tabernacolo. Abbiamo Salomone, che in realtà costruì il tempio che, anche se noi chiamiamo Tempio di Salomone, era il Tempio di Davide suo padre, che gli aveva lasciato i progetti, i materiali e tutto. Abbiamo colui che ha fondato la costruzione più grande, Cristo Gesù, il nostro Signore, che ha costruito un tempio non fatto da mano d'uomo, ma un tempio vivente che è la Chiesa del Signore. E in questo bel numero di costruttori noi abbiamo anche Noè, che consideriamo questa mattina come esempio di fede per noi. Fratelli, noi siamo consapevoli di trovarci in tempi difficili, ma credo che se sentiamo le persone più anziane tra di noi, ci potranno dire che hanno vissuto tempi difficili nella loro gioventù. Poi di solito per il cambio generazionale le cose vanno sempre peggio, i giovani sono sempre più incomprensibili. Io mi sto accorgendo di quanto sto invecchiando, perché i miei figli possono testimoniarlo che a casa nostra tutti i giorni diciamo, ma io quando avevo la tua età non facevo così, come ti vesti, cosa fai, cosa ascolti. Quindi il contrasto generazionale non fa altro che aggravare la situazione. I tempi sono difficili e più invecchiamo, più ci sembrano ancora più difficili del passato. In realtà mi sto convincendo che i tempi sono sempre stati difficili. Qualcuno dice amen, quindi mi conferma che viviamo una vita di difficoltà, stenti e ostacoli. Però la parola del Signore è una scrittura che dà speranza, perché pur nell'estremo realismo
di dirci che le cose sono difficili, che i problemi non mancheranno. Il messaggio della parola di Dio non è un messaggio soltanto di metterci davanti alla realtà. Guarda, togli ogni entusiasmo, limita ogni tua gioia perché avrai sempre problemi. No, il messaggio della Bibbia è un altro, è un messaggio di salvezza, è un messaggio di speranza, è un messaggio che nessuno può dare, perché dicevo prima, tutti condividiamo una vita di stenti, affanni, difficoltà, incomprensioni, lotte. Solo la Bibbia dice che negli stenti, negli affanni, negli ostacoli, nelle lotte c'è uno che ci ama, c'è uno che è venuto a prenderci, c'è uno che vuole salvarci, c'è uno che vuole cancellare i nostri peccati, c'è uno che è capace di tirare una riga su una vita di errori e farci ricominciare con una nuova vita, c'è uno che ci salva, c'è uno che ci dà un'eredità. Solo la Bibbia dà questo messaggio. Ecco perché il messaggio della Scrittura è un messaggio che noi amiamo e che vogliamo far sentire. E in questa storia di Noè che costruisce l'arca, di nuovo c'è gioia per noi nel sapere che il Signore provvide un progetto per la salvezza. C'era un diluvio in arrivo e il Signore ha provveduto un'arca di salvezza. Nel diluvio della nostra vita è arrivata l'arca di salvezza, Cristo Gesù il Signore. E chiunque si nasconde in Lui viene salvato. Alleluia. Quindi non stiamo parlando di un argomento triste e senza speranza. Stiamo dicendo che ancora oggi è tempo di salvezza. Il 2022 non sarà diverso dal 2021 riguardo al tempo della grazia. Dio è un Dio che salva ancora oggi. Fin quando possiamo dire oggi, noi possiamo dire Dio salva. Dio viene in nostro soccorso. E così Noè, in questa storia di salvezza, preparò un'arca di salvezza per la sua casa. Questa non è una storia personale, questa è una storia di altruismo. Noè costruì un'arca per la salvezza non sua, ma della sua famiglia. Noè era un uomo pio. Dio lo scelse perché era l'unico pio in tutta la terra. Immaginate. Noi già ci lamentiamo che non si capisce più niente, però diciamo che magari sulle dita di una mano riusciamo a contare 4, 5 persone che salveremmo. Al tempo di Noè, solo Noè. E non lo diceva un uomo in base al suo metro, al suo giudizio, alle sue impressioni, lo diceva Dio, che conosce ogni cuore. Pensate in che stato si trovava la terra. Quindi Noè non aveva bisogno di essere salvato. Noè aveva già un cuore propenso a Dio. Noè costruì un'arca per la sua famiglia. Ed è quello che vorrei condividere con voi questa mattina. Proponiamoci in questo anno di metterci a costruire. Amen. Per la salvezza non nostra, se ne abbiamo bisogno anche nostra, ma soprattutto costruire per portare del frutto, costruire per vedere la salvezza intorno a noi, costruire per vedere qualcosa che si sviluppa alla gloria di Dio. Però in questo testo ci suggerisce tre aspetti che consideriamo insieme. Innanzitutto Noè sapeva perché stava costruendo. Dicevamo prima che non decise, ma non vedo niente, costruisco un'arca che nel caso piovesse, a quel tempo non aveva mai piovuto, nel caso piovesse mi trovo bene, sono andato avanti. No, Noè costruì un'arca perché sapeva qual era il motivo di quella costruzione. Noè preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Sapeva che quell'arca serviva per la salvezza. Aveva un motivo chiaro che lo spingeva a fare quello che faceva. E non era un motivo egoistico, non era un motivo personale,
non era un motivo che guardava solo il proprio interesse, tutt'altro. Egli sapeva che doveva costruire perché c'erano i suoi figli, sua moglie che dovevano essere salvati. E ogni momento di questa lunga costruzione non ci mise 2 giorni, ci mise anni, anni, anni. Ogni momento in cui andava a costruire, lui sapeva perché stava costruendo. E questa consapevolezza gli impedì di scoraggiarsi, gli impedì di interrompere. Gesù in una parabola condannò quelli che, dicendo: fate bene i conti se mi volete seguire, perché non siate come quelli che iniziano a costruire una torre e poi la lasciano a metà perché non hanno più il materiale, o vanno alla battaglia e non si rendono conto di quanto è numeroso l'esercito avversario e quindi devono trattare con disonore. Noè ogni giorno in cui si alzava per andare a costruire un'arca, mentre tutti lo prendevano in giro, lo insultavano, si beffavano di lui, lo ridicolizzavano, perché poteva sembrare un'idea stramba, e diremo qualcosa riguardo a questo. Noè aveva una motivazione nel cuore, sapeva perché stava costruendo. Egli stava costruendo un'arca per la salvezza della sua famiglia e questo motivo lo rendeva incrollabile. Io non posso smettere di costruire l'arca, non è per me, è per quelli che amo, è per quelli che sono affidati a me, per cui ho responsabilità. Non esiste un giorno in cui io non me la sento di costruire, perché loro devono essere salvati. Era questa la motivazione di questo servo di Dio, e lo spronava a fare qualcosa che era più alto delle sue motivazioni personali, più grande di se stesso. Era la salvezza dei suoi figli, era la salvezza di quelli che amava. Il motivo che animava Noè era più importante dei propri interessi personali e così andò avanti. E probabilmente non sapeva la data dell'inizio del diluvio, le dimensioni finali dell'arca, l'aspetto esteriore dell'arca, l'impeto delle acque, probabilmente non sapeva queste cose, ma una cosa la sapeva per certo, sapeva perché lo stava facendo. E quando qualcuno si avvicinava e gli chiedeva: ma perché lo fai? Lui rispondeva: perché io voglio che quelli vicino a me siano salvati. Amen. Una motivazione forte. Perché stiamo agendo? Perché non stiamo agendo? Perché abbiamo smesso di costruire? Perché abbiamo interrotto l'opera? Perché ci siamo indietreggiati? Ricordiamoci perché stiamo andando avanti. Per la salvezza della nostra famiglia. Noi preghiamo, vogliamo vedere anime salvate, vite ricostruite, la gioia del Signore nei cuori. Vogliamo vedere le persone, le famiglie che abbiano un senso alla loro vita, che lo diano riconoscendo il Signore, il Creatore, il buon Salvatore. Ma quando smettiamo di costruire, noi stiamo dimostrando che non sappiamo più il motivo per cui abbiamo intrapreso ciò che abbiamo intrapreso. Che questo nuovo anno sia un anno in cui, prima ancora di iniziare, noi possiamo sapere, amen, sapere il motivo per cui stiamo costruendo. E questa consapevolezza ci darà la forza di andare avanti nei momenti difficili, ci darà la perseveranza e noi vedremo il termine dell'opera. Secondo aspetto, Noè sapeva che la salvezza sarebbe giunta da una preparazione, da una costruzione. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Notate che non scrive lo scrittore agli Ebrei: per fede Noè credette che la sua famiglia
sarebbe stata salvata. No, per fede Noè preparò un'arca per la salvezza. Era quasi una precondizione per la salvezza dei figli, della moglie, delle nuore di Noè. Ci voleva un'arca. Non sempre noi ci esprimiamo in questo modo. Forse siamo un po' vittime del nostro tempo take away. Prendi subito, consuma rapidamente, tutto pronto. E non ti preoccupare se non durerà molto. Puoi acquistarne un altro e troverai tutto a disposizione. Ma non funziona così. O meglio, la costruzione di Noè ci dimostra che per la salvezza è necessaria una certa preparazione. A volte gridiamo al Signore riguardo alla salvezza, al risveglio, a delle cose che vogliamo realizzare nella nostra vita, ma senza preparazione. Vogliamo la salvezza ma senza l'arca. Vogliamo rimanere asciutti nel diluvio ma senza avere un rifugio nel quale entrare. Per fede Noè, per la salvezza della sua famiglia, preparò un'arca. Quindi anche noi dobbiamo preparare, dobbiamo metterci all'opera per preparare la nostra testimonianza, l'evangelizzazione, le occasioni che cerchiamo, che troviamo, che ci vengono offerte, sono i materiali che ci dobbiamo procurare e che dobbiamo mettere nel cantiere per preparare la salvezza. Amen. Dobbiamo preparare un'arca, fratelli. In questo anno che viene, se vogliamo vedere la salvezza nella nostra vita, intorno a noi, nella nostra casa, dobbiamo preparare un'arca. Non possiamo accusare il Signore perché non vediamo frutti nella nostra vita. Quando noi stiamo con le braccia incrociate, seduti comodamente, aspettando una salvezza senza arca. Il nostro Dio ha mandato suo Figlio per salvarci. Qualcuno avrebbe potuto dire: non potevi salvarci dal cielo? A noi sappiamo che era necessario che venisse un Salvatore, che pagasse un prezzo per noi. E Lui ha preparato per noi una salvezza. La nostra arca di salvezza è Cristo Gesù. Quel legno della croce ci ricorda il legno dell'arca. Quella finestra che era solo in alto, in modo che chi era dentro non doveva guardare intorno, ma poteva guardare solo verso il cielo per sperare riguardo alla propria salvezza. Parla di Cristo. Ma Cristo è venuto. Un'arca è stata preparata. Io so, anche se in queste settimane, quando sono andato a visitare qualcuno a casa, mi avete detto: no, ma non guardare tutti questi preparativi, non guardare queste cose, perché viene questo, viene quello, c'è il parente. Io so che avete preparato lauti pranzi festivi, abbondanti, gli antipasti che di solito non ci sono, i dolci. Io lo so che l'avete fatto. Mi auguro che i vostri commensali siano stati soddisfatti. Potete dire sì, tanto lo so. Se hanno detto che sono stati soddisfatti, è perché avete preparato. Nessuno, penso, ha avuto la pretesa di dire: ho ospiti a casa, vediamo un po' che succede. Quando ci mettiamo in cucina, vediamo. C'è stata una preparazione. Lo stesso deve valere per noi. Fratelli, dobbiamo preparare un'arca. Lo dobbiamo fare se vogliamo vedere la salvezza. Altrimenti noi saremo i responsabili. Non Dio, noi. Non ce la possiamo prendere col Signore se non ha risposto alle nostre preghiere. Non ce la possiamo prendere con gli altri che non hanno capito. Non possiamo prendercela con chi ha il cuore troppo duro. Noi dobbiamo preparare un'arca.
E i materiali, dicevo prima, sono il condividere il messaggio della salvezza, trovare delle buone occasioni, ma soprattutto la testimonianza della nostra vita. Fratelli, proponiamocelo, questo sì, proponiamocelo, di vivere davvero il cristianesimo biblico, senza compromessi, senza spiegare, ma io faccio questo perché ormai i tempi sono cambiati, devo portare avanti la baracca, devo dire una piccola bugia bianca perché tanto non facciamo davvero ciò che dice la Scrittura. Prepariamo un'arca con i principi biblici di un cristianesimo che è capace di illuminare un mondo che è senza principi, senza paura che dicono siete strani, oh ma voi vivete in un altro mondo, qui devi sgomitare per vivere, devi cercare il tuo vantaggio, altrimenti non ce la fai, devi cercare di pagare meno tasse. Cerca di raggranellare. Ci vogliamo fidare del Signore o no? Altrimenti come la prepariamo l'arca? Prepariamo un'arca. La mia preghiera è che il 2022, se Gesù non torna, non sia per noi un anno di gestione, ma sia un anno di costruzione. Amen. Non sia un anno nel quale valutiamo ciò che abbiamo e diciamo cerchiamo di mantenere. Vediamo di gestire ciò che abbiamo tra le mani al meglio, per non danneggiare, per non rovinare, per non diminuire, ma che sia un anno di costruzione. Sia un anno in cui ci mettiamo all'opera e non viviamo giorno per giorno cercando di sopravvivere la nostra stessa salvezza, dicendo alla fine di ogni giorno anche oggi ce l'ho fatta a rimanere fedele, ma che sia un anno di sviluppo, un anno in cui portiamo frutto, e un anno in cui vediamo l'arca che cresce ed è pronta per affrontare anche maggiori difficoltà. Amen. Per fede Noè costruì un'arca. Terzo aspetto, Noè non solo doveva sapere perché stava costruendo, e non solo doveva sapere che prima della salvezza c'era una preparazione, ma infine Noè doveva avere fede, doveva attenersi scrupolosamente alle indicazioni di Dio per costruire l'arca. Ora qualcuno potrebbe dire, dove lo leggi in Ebrei? Beh, intanto si può leggere, perché lo scrittore dice con pio timore. Quando uno lavora, un operaio, e c'è il padrone vicino, lavora con pio timore, non fa quello che vuole, ha sempre con la coda dell'occhio l'attenzione al datore di lavoro, perché con pio timore sa che deve fare ciò che gli è stato chiesto di fare. Ma se voi leggete la storia più ampia nella Genesi, è scritto precisamente e Noè fece esattamente come il Signore gli aveva detto. E Noè è un buon esempio per noi. Un altro buon esempio è Mosè, a cui il Signore mostrò il tabernacolo, ed è scritto che quando poi riportò agli israeliti le indicazioni per costruire questo tabernacolo, è scritto che Mosè si attenne esattamente a quello che il Signore gli aveva mostrato. Il segreto è questo. E per far così ci vuole fede. Il terzo proposito, allora, per questo anno è che non è necessario costruire di per sé. Non dobbiamo costruire perché abbiamo capito che è importante. Non dobbiamo costruire perché è necessario trovare un rifugio per chi non è salvo, ma in più dobbiamo costruire ciò che il Signore ci chiede di costruire. Infatti
Nel testo di Genesi il Signore indica le misure, indica i piani dell'arca, indica il materiale, indica l'isolante, indica tutto, toglie ogni margine di iniziativa a Noè. Eppure è Noè che la costruisce. Qualcuno potrebbe dire: falla tu, Signore, allora. Sai com'è? Mi dici i materiali dove sono, mi dici chi popolerà l'arca, falla tu. No, dobbiamo farla noi. Ma ci dobbiamo fidare del Signore. Doveva avere le caratteristiche di Dio. Fratelli, dobbiamo costruire in quest'anno, ma dobbiamo costruire l'arca di Dio. Amen. L'arca di Dio, l'opera di Dio. I frutti del Signore sono quelli che vogliamo vedere. La salvezza viene solo da Dio. Saranno salvati solo quelli che sono all'interno dell'arca di Dio, non la nostra. E noi non siamo delle isole indipendenti. Amen. Noi siamo il popolo del Signore, i riscattati dalla sua grazia. È Dio che ci dà una direzione. Amen. Non siamo noi, è Dio che ce la dà. È Dio che ci indica i passi. E lo fa nei modi che a volte noi non immaginiamo, ma la maggior parte dei modi già li conosciamo e che a volte non li accettiamo, non li vogliamo accettare. Dio parla attraverso la sua parola. Amen. Dio ci ha dato una chiesa e ci chiede di essere nella chiesa. Dio ha dato anche i ministeri. Neanche un amen. A volte l'arca la vogliamo costruire noi. Dio ha parlato al mio cuore, faccio io perché il Signore parla a me. Sì, il Signore parla a te, ma ti dice: vai a prendere la legna lì, procurati quel materiale lì. E dove lo farai senza i mezzi del Signore? Non siamo isole, fratelli, siamo l'opera di Dio, siamo noi stessi la costruzione del Signore. Noi dobbiamo costruire l'arca che Dio ci dice di costruire, ma io la farei diversamente. Io la finestra la sposterei un po' più a destra. Col consiglio di chiesa abbiamo dovuto prendere un geometra esterno per i lavori che state vedendo, perché ci siamo resi conto che, non so, magari è solo in Italia, gli italiani sono tutti allenatori della nazionale. E dopo allenatori della nazionale sono tutti architetti, capicantiere, muratori provetti. Io per primo, Allora ci siamo detti: facciamo così, prendiamo un tecnico, ci pensa lui. Tanto scontenti per scontenti, almeno possiamo dare un parere tecnico. Noi siamo così anche col Signore. Sì, Signore, costruirò l'arca. La faccio così, a me piace verde, a me piace rossa, a me piace bombata, a me invece di 3 piani piacerebbe con 4, con tetto di vetro e vista sull'orizzonte. Signore, sei proprio sicuro che devo costruirla così? La nostra fede sarà dimostrata dalla nostra obbedienza. Perché qual è la riprova? Qual è la riprova? La salvezza. La salvezza. Quante volte abbiamo fatto di testa nostra? E magari ci siamo anche autogratificati. Ma se guardiamo intorno a noi, dov'è la salvezza? Dov'è la salvezza? E allora poi iniziamo a fare i nostri ragionamenti di buon senso. Ma la salvezza appartiene al Signore, fratello. Io non mi voglio più accontentare di questa frase. Il mio 2022 non voglio più che sia così. Perché a volte è soltanto una giustificazione di frutti che non vediamo, perché non abbiamo avuto fede nel Signore. Noè costruì con pio timore un'arca per la salvezza della sua famiglia. Fece quello che il Signore gli chiese di fare. Era faticoso? Forse. Era strano? Forse.
anzi, senza il forse, perché lo costruì in pieno deserto. Era brutta da vedere l'arca? Sicuramente. Come? Il Signore fa cose belle. No, l'arca era brutta, l'arca era grezza, perché l'arca è il simbolo del Salvatore, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale noi ci nascondiamo la faccia, era senza pregio alcuno e noi non ne facemmo alcuna stima. Ma per fede, chi ha creduto che quell'uomo annoverato tra i criminali, non un re, ma un uomo umile, su quella croce moriva per la mia salvezza, chi crede in questo viene salvato. Sì, l'arca non era bella da vedere. Noi non l'avremmo fatta così. Signore, un piano però. 3 no. Non ho i mezzi. Non ce la faccio. Arrivo fino qui. Un piano, Signore. Piuttosto la facciamo più larga. La estendiamo in orizzontale. Un piano, non 3. È faticoso arrivare al secondo, al terzo. La farei di 3 piani. E ci metterei la pece intorno. Noè, con pio timore, fece così, non discusse col Signore, ebbe fede nel Signore. E questo verso dice, e con la sua fede condannò il mondo, cioè lui fu salvato, quelli che non credettero in quello che stava facendo non furono salvati. E fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Un giorno vedremo anche Noè, se noi costruiamo la nostra arca. Amen. Fratelli, mettiamoci all'opera. In Neemia è scritto così: quando il popolo ascoltò le parole di Neemia, raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette, e quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito.